La città di Nuoro è situata ai piedi del Monte Orthobene. In cima c'è collocata già dal 1901 la statua del Redentore, che è il vero e proprio simbolo della città, capitale della Barbagia, come dicevamo, capitale della cultura anche della Sardegna, perché ha dato i natali a Grazia Deledda, unico premio Nobel donna finora della letteratura, Sebastiano Satta, Salvatore Satta, altri letterati illustri che hanno fatto sì che la città di Nuoro sia individuata come l'Atene sarda. La tappa nuorese di Autunno in Barbagia è stata intitolata Mastros in Nugoro. Si è deciso di coinvolgere anche l'altro quartiere storico della città, quindi non solo San Pietro, ma anche Seuna. Quindi abbraccia un percorso davvero importante, lungo anche dal punto di vista territoriale, impegnativo per i turisti, che non sempre riescono addirittura a visitare tutte le tappe. Bello di aspetto forte corazoso, amante de sa patria e de sonore, amas amico de sincero amore, por esa vida polidaria tu. La città di Nuoro è essenzialmente una città di servizi. Tuttavia resistono ancora delle esperienze importanti di artigianato, di arti manuali varie, artigianato artistico specialmente, grazie anche a un nuovo movimento, a un nuovo fermento di giovani che si cimentano nell'artigianato, appunto. Questo è un appuntamento a cavallo fra la promozione turistica e la promozione economica, ovviamente, per chi vuole conoscere la città e chi vuole conoscere le tradizioni e le arti anche culinarie, cioè l'enogastronomia, perché la nostra città fa anche enogastronomia, ha delle pietanze assolutamente originali, ripeto, come Sasevada, piuttosto che su Filindeu, che è unico al mondo, insomma, e quindi davvero c'è molto da vedere e da mangiare per star bene in questo fine settimana. In occasione di Autunno in Barbagia e di Mastros in Nugoro, tutte le associazioni si ritrovano all'unisono e vanno avanti per cercare di fare il meglio per la città, per la propria gente e per le proprie attività. Quest'anno abbiamo aggiunto un evento nell'evento, si chiama Sugoyubi Nugoresu, è la ricostruzione, la rappresentazione, la messa in scena dell'antico rito del matrimonio nuorese. Quindi canti nuziali, la rottura beneaugurante dei piatti col riso e col grano, sascorbulas piene di grano per quanto riguarda il sudono giù presente che anticamente si usavano, la ricostruzione degli abiti, quindi dell'abbigliamento tradizionale dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, quello più autentico e originale, e quindi tutte queste rappresentazioni arricchiranno la giornata di domenica 16. Sposa se preziosa, galana e bella cosa, sposa se preziosa, galana e bella cosa. Si sposo si presenta, chi sa veste elegante, chi non prosa fuori, non tanto suo entusiasmante. E su è scontento, a tre tormene quinto, respira che gioventù e con caparellintu. Sagana non fi cosa, a parte manzanile, a che torra si sposa, in bocca e santarile, e cannola tincara, non paglia tu li spantu, de colo e de labra. Intona tu non canto amore mio, caro affetto, come mi servane.
meso e kirkanne, Iurande magin petu, ati meso